Quando sul murone scurren in su nibe, a su soli berru jubilande, questo mondo pare tenere chiattibe, chissà vita mea se sninni ande. Bramas e Amentos, siamo in compagnia di Adele Alba Marras, buonasera. Una giornata faticosa, direi, tanta gente, tante emozioni. Tutto bene, sei divertita anche? Beh sì, anche divertita, commossa. E poi la gratitudine che devo alle tante persone venute, perché sinceramente è stato un pienone. E sì, qualcuno mi diceva sei brava, ma io questa storia del brava la metto un po' da una parte. Io per la poesia non ho né preso la laurea, né preso diploma, né una specializzazione. È un dono, semplicemente un dono, del quale non posso vantarmi tanto, andarne superba. Superba? No, una gratitudine al Signore che, perché ci sono delle poesie che quando sento il bisogno di scrivere, ti viene quel primo verso, e poi devi correre perché la mano non ce la fa seguire il pensiero, allora è proprio dire io ho scritto sotto dettatura. È una grandissima emozione e anche un segno di cultura e di civiltà che la nostra comunità sta manifestando già da parecchi anni. Questa serata è stata meravigliosa perché anzitutto ci ha arricchito sotto il profilo personale per la profonda cultura della signora Adele Marras, che è una donna di intuizioni, di cultura e di sensibilità eccezionali. Non poteva certo mancare Sergio Mundolo, l'assessore alla cultura di questa provincia di Sassari. Cosa ne pensa di questo libro? La ringrazio prima di tutto per la considerazione, per questa presenza che io reputo necessaria e importante, perché ho letto questa pubblicazione di poesie con grande interesse e ho trovato dei momenti anche di vera e assoluta poesia. Io non sono un grosso intenditore della materia, però ho potuto notare che quanto leggevo appagava le mie esigenze, le mie aspirazioni, e vedevo soprattutto, e ho trovato soprattutto in ciò che leggevo una grande umanità, una donna di straordinaria umanità, rivolta soprattutto questa umanità alle esigenze, ai bisogni degli altri, e soprattutto ho trovato un aspetto che mi ha colpito da credente, mi ha colpito, che è quella della sua profonda fede, una fede che lei vive intensamente, che traspira quasi, appare in tutte le sue poesie, una fede che lei non nasconde ma che esprime continuamente, ed è forse la forza della sua esistenza. Lampana Uzzu, ancora mi rammento e a ti pensare ancora ti torno a pigliare via. Appiccata a sacco bianco de sacochina, de donna mamma mia. Tremula isci, in nende di lena, ogni volta che passarini si affacca, o saperia sagianno. Lampana Uzzu, sarei stata in occhi in su coro, a illuminare bramas e aumentos di gussatie di lontana. Non ti indiscuter mai. Iscia mi affacca, e sempre io, come intesa vite, chi mi brucia l'insano.